Io ho un punto di vista molto semplice, è semplicissimo, come in tanti altri ambiti, che potrebbe essere alimentare, come l'edilizia o qualsiasi altra cosa in cui ci sono degli recipienti, delle sostanze che vengono impiegate nei prodotti. Anche nel mondo dei tatuaggi si parla di questa cosa, di conseguenza potrebbe esserci una variazione di normativa, ma ciò non toglie il fatto che io, produttore di pigmenti per tatuaggi, possa prendere in mano la situazione e creare dei prodotti che seguono effettivamente questa normativa, quindi eliminando quella sostanza che è stata dichiarata proibita, diciamo così, e portandola a sostituirla con effettivamente un prodotto a norma con le regole nuove che mi danno, ecco, come in tantissimi altri prodotti. Anche perché voi siete una categoria, insomma, che è stata già fortemente colpita dal post-lockdown, dal Covid. Siamo come tante altre categorie alla fine, servizi alla persona, rientriamo comunque nei servizi alla persona e tutti quanti siamo stati penalizzati. La cosa che ci ha penalizzato di più è stata appunto la malinformazione sul fatto che quando ad esempio si è in zona arancione ti dicono vai dal tatuatore, bene o male più vicino, ma noi non siamo tutti uguali. E il tatuatore magari di zona non fa esattamente il tatuaggio che tu vorresti fare, quindi c'è stata poi una chiarezza anche su quello, ma questa è stata la cosa più limitante. Poi per quanto riguarda me, ancora peggio perché io collaboro principalmente con esteri e con fuori regione, per quello che faccio io, quindi io sì, mi sono trovata parecchio penalizzata. Magari si sono trovati un po' più facilitati i tatuatori, bene o male, che lavoravano più con il paese e quindi è stato più facile per loro. Si sono trovati una clientela che generalmente magari non avrebbero avuto. Può essere svantaggioso per voi tatuatori questo blocco, tra virgolette, degli inchiostri colorati? Ma allora, intanto faccio la premessa che io, lavorando principalmente col bianco e nero, non sono proprio all'interno e preparato come i miei colleghi che fanno principalmente colore. Sicuramente l'ansia del cliente nei confronti della nuova news che è uscita del blocco dei colori mette un po' di paura, diciamo così. Penalizzante no, perché spero che a breve pubblicizzino anche il fatto che ci saranno nuove linee di colori, nuovi pigmenti e sarà tutto in regola come è sempre stato. In sintesi, cosa ti senti di dire alla tua clientela riguardo a questa notizia del fatidico 4 gennaio? Raga, nessun problema, siamo già a posto, abbiamo già gli inchiostri. Mi sento di dire ai miei clienti di stare assolutamente tranquilli che la soluzione è già stata trovata, ci vuole solo un attimino di tempo appunto perché tutto vada in produzione e poi dalla produzione alla distribuzione ovviamente. Mi sento di dire che stiano tranquilli, che non si preoccupino e che noi continueremo a lavorare in sicurezza come abbiamo sempre fatto.